Ciao ragazzi, oggi voglio raccontarvi la storia di una passione che ha unito la montagna veronese con la pianura, la Lessinia con il Mantovano, perché questa è la storia di Erika e di Mattia, tra i quali è sbocciato l'amore non soltanto tra di loro ovviamente, ma anche per questa terra, e qui hanno coronato il loro sogno, prendere in gestione un rifugio. Due mondi opposti che si sono incontrati qui a 1500 metri di altezza. Erika, tu sei di? Di Velo Veronese. E tu Mattia? E io Mantovano, di Volta Mantovana. Un foresto? Un foresto. Che è finito qui perché? È finito qui primo per amore e secondo perché era il mio sogno avere qualcosa di mio e un giorno su subito.it abbiamo trovato l'annuncio di questo rifugio, siamo venuti a vederlo e ci siamo innamorati di questo posto. Ma tu hai già un'esperienza di ristorazione? Sì. E com'è stato passare da esperienze di pianura, magari con un affollamento diverso rispetto a quello che c'è qui, a un'ambientazione in una località montana? Allora ti dico la verità, inizialmente è stato difficile. È stato difficile perché ci sono periodi qua che non c'è nessuno, la tranquillità, la pace, però piano piano ci si abitua e non la si molla più. Il Branchetto è un rifugio alpino a tutti gli effetti perché tale è stato riconosciuto dalla Regione Veneto. E in effetti all'interno ci sono tutti i crismi, ovvero si possono incontrare gli aspetti tipici del rifugio, del bivacco, quindi letti a castello, quindi la possibilità di sostare per una notte per gli amanti delle escursioni in montagna. Ma loro si sono spinti oltre. Chi l'ha detto, hanno pensato, che un rifugio non debba essere anche bello e proporre un menù abbastanza vario, anche se sempre ancorato alla tipicità. Allora, vediamo se hai imparato il linguaggio della Lessinia. Come si fa i gnocchi sbattui? Allora, prima di tutto devono essere sbattuti molto forte e poi ho una ricetta segreta che è della famiglia di mia moglie con latte, farina e un ingrediente segreto che non possiamo svelare. Di la verità, non è stato difficile imparare a farli. No, il gnocco sbattuo, il gabessa sbattuo. E soprattutto quel burro dorato? Il burro, come dice mia suocera, il burro cotto. Il burro deve essere cotto marroncino. Allora diventa un piacere anche per te fare un piatto come questo. Diventa un piacere, sì. E poi hai adottato qualche altra ricetta veronese? Allora, la pastissada de caval, che ho iniziato a fare proprio nel 2000, appena sono arrivato a Verona, è stata la prima ricetta che ho imparato. Ero in un ristorante, mi ricordo in una trattoria all'Alpo, e c'era uno chef di 60 anni che mi ha insegnato a fare la pastissada. Che ora proponete regolarmente? Che ora proponiamo regolarmente e va tantissimo, perché dicono sia molto buona. E siamo gli unici che la fanno. E siamo gli unici che la facciamo in Alta Lessinia. Mattia è un mantovano e da buon mantovano non poteva portarsi dietro la ricetta principe della sua terra. No. Cos'è che stai facendo? A risotto alla pilota. Ripetimelo bene. A risotto alla pilota. Imparato dove? Da mio nonno che faceva a risotto alla festa dell'unità. E come si fa? Qual è la regola? Allora, la regola, ci sono delle dosi esatte per l'acqua e il riso. Il riso deve fare una montagnetta che deve spuntare di 2 cm. Dopo qualche secondo si smuove e si lascia assorbire tutta l'acqua. E per accompagnarlo poi? Per accompagnarlo un ottimo pesto mantovano e delle ottime costine al forno. Perché è il risotto col puntello. Perché lo proponi Lessinia?
perché è un piatto che deve essere conosciuto, un piatto buonissimo ed è un piatto che fa parte della mia tradizione, della mia famiglia ed è giusto che si faccia. Uno sposalizio Verona-Mantova. Verona-Mantova. Lessinia-Mantova. Lessinia-Mantova. Erika, per te cos'è questo rifugio? Il mio posto nel mondo, per me è vita adesso. Ma tu non facevi la ristoratrice? No, assolutamente. Io avevo un contatto con il pubblico diverso perché ero una parrucchiera, quindi un rapporto totalmente diverso a quello che hai adesso con i clienti. Adesso li fai entrare a casa tua. Prima li facevo entrare nella mia testa. È proprio un rapporto, una cosa completamente diversa. Ma che cos'è scattato? Cos'è che vi ha fatto dire prendiamo quel locale a 1500 metri di altezza e andiamo lì a fare la nostra vita? Che non è un passaggio semplicissimo. No, però sono successi degli episodi che ci hanno fatto venire voglia di cambiare proprio completamente vita, di avere qualcosa di nostro, di non dover dipendere da nessuno. È stata tra l'altro una sfida perché nessuno all'inizio ci appoggiava. Ah, E quindi è stata proprio una sfida con chi ci diceva lasciate stare, lasciate perdere. Sanasio a fare in branchetto. Però è stata proprio una voglia di cambiamento di vita. ci vuole coraggio per fare certe scelte. Ce ne vuole tanto. Io avevo già un'attività da 10 anni, un'attività mia in proprio. Si Però, no, se sei al punto giusto per dire basta non si soffre. Direi di no. Storie diverse, quelle di Erika e di Mattia. Mattia molto legato alla ristorazione, alla preparazione dei cibi. Erika invece molto legata alla sua terra, con una figura emblematica che ha caratterizzato la sua crescita, nonna Marina. Ed è da lei che ha imparato i segreti per fare l'onto da bote. Guarigione assicurata. L'onto da bote della nonna Marina non veniva fatto da penso una trentina d'anni, perché mia nonna da 17 anni non c'è più e probabilmente la ricetta è rimasta nascosta in un cassetto per almeno altri 10 anni. E ho voluto onorarla perché ho capito che effettivamente l'onto da botte ha il suo perché. Nel senso che è un unguento che serve per guarire le contusioni? Per le contusioni, appunto per le botte, ma va bene per le infezioni, quando ci sono i giraditi, se c'è una scheggia di qualsiasi materiale piantata in qualsiasi punto, perché ha dentro tante piante. La chilea è un'antinfiammatoria, è cicatrizzante, la viola mammola è cicatrizzante. Ci sono dentro le candele della seriola, solo ed esclusivamente quelle. Ma chi è che ti ha trasmesso tutte queste conoscenze? Non lo so, è stata una scoperta perché quando vedevo una pianta nuova, un fiore nuovo, io ho abitato a Velo per 24 anni, però non è mai stata una delle mie passioni uscire a camminare. E da quando sono qua, appunto nella solitudine, con i cani, ho scoperto l'andare in giro, conoscere, vedere, guardare. Quando vedi una pianta che non sai cos'è, è bello riuscire poi a conoscerla. Poi magari da fuori trovi anche la nonna. Potrebbe anche essere. E poi ragazzi, ricordatevi che se riesco a smettere di bere, faccio una bala. E poi ho letto che bere fa male, quindi ho smesso di leggere. E quindi cosa bevemo? Guardate quante massime che ci sono qua. Tutta roba sua, tutta roba di quello lì. Cosa beviamo allora? Adesso una buona grappetta alla Marena. Eccolo qua, cin cin. Per brindare alla vostra avventura, alla vostra sfida e che buon pro vi faccia. Cin cin. Ciao ragazzi. Buongiorno a tutti. Ci vediamo alla prossima cantierata. Salute, aspetta, vediamo. L'acqua fa la ruggine. Sì, giusto, beviamo allora. Salute, ciao ciao.